Furlanotis e furlanos dal Friul Vignesi Giulie, che giusto dediche tenestre marilenghe. Le votazioni regionali che sono prossime, fra tai nons che si presenteranno dal teatrin de politiche, è ben facile che non ti attedis queste fogolar politica appena nascut, fi di passe 30 anni di movimento civist, cultural, furlan, euroregionalist dal fogolar civic. Non stiatares di persone, se la cor, però osarin ombrene di une coscienze popolari antiche e pur tan moderne. Osarin la guardie di une esperienze storiche che dà spessore e particolarità all'identità furlane, che chiate di poter chialà in devant con dignità propit anche chialanta e sua storia. In questi days, le testimonianze neutrali di tanti anni di spesse stracapide, anche scancellate dai potentati che comandino, che dominino la vita sociale e le istituzioni de nostre contrade. In questi days saranno la sfide ai sforzi politici che si candidino al comando delle regioni nostrane. Si confrontarin proprio sulle idee e da ur di che o decidarin cui convindi poi ha. E poi allora quali sono queste idee in conto de regioni dal Friul Vignesi e Giulie? E poi bene, sono 60 anni che stanno così una regione, sono 60 anni di questa regione. E in 60 anni non si sta né buoni di unirsi né buoni di dividersi. O si sta non buoni di distinguersi, di differenziarsi, di marcare differenze senza coordinarsi. E con di fatto non si in voi una comunità, si un mismas di differenze che se non scancelli non si scompone nessuno. Noi esistiamo come popolo. E il ponte alle giuste chel. O vin di tornare a inventarsi popolo. Tornare a inventarsi culturalmente popolo. È un popolo non figlio di un incidente de storie, ben di una destantis, e non la miglior, des versions di une marchie furlane a sorellie va de Alta Italia. Quest, fin dal convoy, è il Friul Vignesi Giulie. Su questo mismas di differenze si va implantare una comunità che voi noi è, una comunità nuova, una comunità che va implantata sulla comunele des differenze stesse e non sulla loro segregazione, sulla loro ghettizzazione, sulla loro valorizzazione separate. O quindi condividilis e di sei forze su queste condivisioni, di chiattare un'identità su queste condivisioni. E allora ho vinto alla fine di fare, ho vinto di stramudare un'espressione geografica di Guviar, Friul Vignesi Giulie, in un popolo vero, che se tu lo scancelli si rivolte. No, in un popolo in fruzions, un tocca, un toc là, e un si sin di una banda e un si sin di che altre, che non chiate unione, e dunque si sta un momento a discancellarlo, a chiavai diris, a chiavai podes, a discognossilo. Se sul d'accordo dopo a queste differenze, a queste Friul, a queste Vignesi e Giulie, bene, allora decidinlo in democrazia, mediante un plebiscito, mediante un referendum, un po' di infallo, ma disin che no, dal fogolar politic, un tanto non si infervorin a torno di questo problema. Voleressin un Friul Vignesi e Giulie culturalmente variato, sì, ma unito. E voleressin un Friul Vignesi Giulie politicamente paron a chiesa so
e compartita, vale a dire in mans dai cittadini. E un tanto anche proprio reclamante istituzioni gloriose di democrazia, di tribune, di popolo, che sono una testimonianza di storie furlane, di storie delle regioni furlane, e che la regione furlane storica gli ha regalato alla nostra Europa. Basterebbe l'idea di un quintri consiglio regionale, l'idea antigone di un quintri consiglio regionale dai cittadini che ha il controllo e che è dai sovrastans, che come in 5 anni sono, 5 anni resting e 5 anni fasi c'è che hanno voi loro, c'è che il cittadino non può mettere il petteccio. E poi un tiarspont si vuole un Friuli Vignesi Giulia comunità cur ver de Mitteleuropa, rimodernamento ver, dice che è stata Maria Aquilè. Allora, torniamo a Viodi, su tre cantins, o beccarin, o cirarin di beccà, la politica regionale. E non sul tema allora di una unità, te diversità, ma te comunele des diversità. Per inventarsi un popolo, foro Giuliano, così chiamava Paolo di Acul, Paolo Langobardi, si chiamava i prince regionali, il foro Giulians, un popolo nuovo e antico, con l'idris in sot, vergelat, unit, fuart, c'è maniere caprettin, c'è maniere che clama, c'è maniere che domanda una modernità che s'avolte i popoli slambra e divide, e anche i grandi che i piccoli. E andiamo sul tema di un'autonomia non basta, non un'autonomia, no, ma un'autonomia compartita. Lì che il cittadino ha la voce in capitolo, non lì è l'autonomia dai sovrastanti, è l'autonomia di un popolo. E allora un popolo che non delega nome tutto al sovrastante che lo rappresenta, ma che lui conta, che lui conta vie per guviar, so dal guviar di una sovrastanzia. E il Friuli non me la scune dal primo Parlamento in Europa, ma le anche sta la scune dal primo quintri Parlamento di popoli moderni del nostro continente. Dunque, anche qui la storia si medogna col domandamento de indivue che ul contà di più sul suo destino, si medogna la storia col presente e diventa promemoria per attualità di una politica e di una istituzione che rispietti par da bon la dignità dal cittadino, la dignità civica che invece tanti spes le sbelein. E un popolo o vin voi di ve, o vin gus di ve, o varessi in gus di ve, o volaresti un popolo che al conti, in una regione che conti, in tal cur d'Europa, con coscienza di sé il cur d'Europa, e dunque e che si fasi anche medole di una comunele internazionale, riongiude, tornate a Mettidonge. Sugli solmis dice che è stata la grande liende laiche, viodude in termini secolars in DDV de grande Aquilè tra li Salps, la Donau e l'Adriatic. E vecchi allora il tiarch pont infallibile che non può ridursi in una lamia collaborazione internazionale fra le regioni e i stati di confine. Non basta la collaborazione, vi vuoi di tornare a avvisarsi che si instasse il pivot de Mitteleuropa da urde nestre mari Aquilè. E allora il final qualisal, il finale è un saluto, il finale è un arriviodisi, perché osperin di tornare a Viodisi e dunque di poter anche mo tigni in piade queste flamme antiche che è la flamme delle nostre civiltà democratiche, de patrie furlane.